Se io dovessi raccontare di Paolo, dico che tra le immagini che custodisco ce ne sono due a me molto care. Paolo che parla nelle piazze oppure nelle sale affollate per un convegno sulla lingua sarda, sulla poesia, oppure Paolo il giornalista e lo scrittore. Devo sottolineare una cosa, che tanto con la voce quanto con la parola scritta Paolo secondo me è stato uno dei più grandi comunicatori di sardità degli ultimi anni in Sardegna. Lui, come diceva con una intuizione felicissima Marci, è un profeta di sardità perché aveva il dono della voce. Il samaritano della parola, lo chiama Don Cugus. Qui Antonio Sanna parla dell'importanza del tradurre, della traduzione in lingua sarda di opere, possibilmente grandi opere, tipo ad esempio l'Odissea che Antonino Lobato aveva allora già tradotto. Tres sono al virtute il manna de Paolo. Sa ocche, sa paraula e si scrittura. Voi conoscite sa paraula e conoscite si scrittura. Ma a mie, questa esperienza di companzia, di amicanza, di amistà con Paolo, sa che mi torrata in mente e in coro è Saocche de Paolo, Saocche si identità sua, Saocche stanno in pare, andando in una macchina, ad una ida fai dare in pare, intenne Saocche. Beh, una società che spera. Sa barzelletta l'abbiamo intesa tantar via, su conto non l'abbiamo scontato tantar via. Ma Saocchi sempre nuova. Saocchi è schiacche companzia. E come promene è Saocchi sa che mi mancata. Questo mese di lampada sono stato in Batturida. Vi stato già in Paolo in Totarbattoro in anno scolato. E come arriva io a Saida mi sentio solo. Non vi Saocche sua, Saocche sa presenza sua. E però diretto mi naraia una tinnamenta scannon che servenneto in Paolo. E poi si chi ne sarreio non lo montovaiamo e poi mannicanna a mesodia e torremo a fare dare de Paolo e tanno noi pro solo.